Noi diciamo che il lago ha tutti gli aspetti che si possono trovare sul lago nel mondo. E se il lago in questione è quello di Garda, indubbiamente c'è da crederci. Spiagge dalla sabbia bianca finissima, costoni di roccia, piscine naturali, acqua e cielo che cambiano tonalità nelle varie fasi della giornata, in un calidoscopio di colori che sembra di stare simultaneamente al mare, in montagna, in borghi antichi, tra rievocazioni storiche e immersioni nella natura. Il lago è vita all'aria aperta, sospesa tra cielo ed acqua. È sufficiente spegnere il motore della barca per essere circondati da un silenzio rigenerante. Un contesto ambientale, quello lacustre, che negli anni ha modificato l'approccio nautico, non solo più esclusivo dei cosiddetti natanti di giorno, ma intensificando la presenza di imbarcazioni da diporto, con marine attrezzate in cui ormeggiare il proprio scafo per il pernotto e la vacanza. Peschiera del Garda, città murata a forma particolare di pentagono, patrimonio UNESCO dal 2013, a sud del lago, offre un'ansa riparata dai venti, ideale per i diportisti. Comune più occidentale del territorio veronese, gode di una posizione strategica per i collegamenti, essendo al confine con le province di Mantova e Brescia, ed accoglie anche le acque del fiume Mincio, emissario del lago. Acqua di fiume ed acqua di lago per un dolce soggiorno sotto coperta. Punto di partenza per escursioni a nord o a sud del lago più grande d'Italia, il Porto Bruno Manfredi, la marina storica della città. Dove siamo nati abbiamo visto crescere e nascere il turismo, fin dalle prime barche fuoribordo negli anni 60, e ad oggi abbiamo in pratica incrementato e vissuto insieme tutta la storicità della navigazione e del lago di Garda insieme, dal campeggio iniziale degli anni 60, oggi da oltre 18 anni con questo porto abbiamo visto passare una miriade di clienti europei e anche extraeuropei, dell'Oman, dell'Arabia Saudita, del Qatar, americani addirittura, che sono veramente sorpresi e lusingati di un lago così storico e così piacevole, unico. E se sul lago si naviga lasciandosi cullare dal vento lungo il corso del Mincio, si può pedalare sino a Mantova. 43 km di pista ciclabile, lontana da auto e pericoli, nel cuore delle colline moreniche, in un saliscendi di vigneti. Un percorso a misura di tutti, sia dei ciclisti più esperti che delle famiglie con i bambini. A metà strada si trova Borghetto sul Mincio, uno dei borghi più belli d'Italia, un posto stupendo per fare una sosta, per rigenerarsi, e da qui si può andare anche nelle colline moreniche del Basso Garda, posto meraviglioso tra colline e vigneti, dove ci si può anche fermare per fare una degustazione in cantina oppure per assaggiare dei prodotti tipici nelle varie aziende agricole. Un percorso studiato ed attrezzato per i cicloturisti provenienti soprattutto dal nord Europa, attratti dai bike hotel. Sono proliferate queste strutture a tema come campeggi e bike hotel, dove il cicloturista e il ciclista può trovare dei servizi dedicati, può trovare delle informazioni sugli itinerari, può trovare delle guide che li accompagnano nei vari tour,
può trovare l'officina specializzata, può trovare tutti i servizi di cui un ciclista necessita. Tra Peschiera e Mantova, passaggio obbligato a Valeggio sul Mincio e nella deliziosa frazione di Borghetto, uno dei borghi più belli d'Italia, per assaggiare il nodo d'amore e lasciarsi inebriare dalle fioriture del Parco Sigurtà, eletto secondo parco più bello d'Europa. Il Parco Giardino Sigurtà è un'oasi naturalistica che sorge a Valeggio sul Mincio, a solo 8 km da Peschiera del Garda e a 30 km da Verona. È aperto da marzo a novembre ed è un parco dinamico, in quanto le fioriture continuano a cambiare nel corso delle stagioni. A primavera possiamo vedere i tulipani, a maggio le rose, in estate, come in questo periodo, le ninfee rustiche tropicali con fantastici fior di loto. I fiori di loto sono tra le fioriture più suggestive del parco, sono tra le piante acquatiche più apprezzate anche perché hanno le foglie idrorepellenti, quindi sono impermeabili. Le gocce d'acqua scivolano sulla loro superficie come delle goccioline di mercurio e questo è un effetto molto bello che piace molto ai visitatori. Qui ci troviamo nei giardini acquatici, uno dei punti più suggestivi e panoramici del parco, e sulle loro acque si riflette il Castello Scaligero di Valeggio, simbolo appunto della località e che per uno speciale effetto ottico sembra sorgere all'interno del parco. Una storia, quella del Parco Giardino Sigurtà, che inizia da un calesse nel 1941. Carlo Sigurtà, noto industriale farmaceutico scaligero, doveva raggiungere la stazione di Sirmione per arrivare a Milano nella sua azienda. A Valeggio, località nota all'epoca per la costruzione di calessi, ne acquista uno e mentre glielo allestiscono visita la tenuta che era in vendita. Ne rimane stregato e la compra, per realizzare questo immenso ed incredibile giardino che apre al pubblico nel 1978, una domenica di marzo. Ci troviamo nel labirinto del parco, è stato inaugurato nel 2011 ed è una delle attrazioni più affascinanti, è un vero e proprio tesoro verde. Al centro sorge una torre dalla quale ammirare dall'alto le geometrie del labirinto stesso. È costituito da 1500 piante di tasso che occupano una superficie di 2500 metri quadrati. Facile perdersi nella bellezza di Borghetto sul Mincio, un'ambientazione da cartolina, deliziosamente accompagnata dalla musica delle pale e dei mulini che fanno danzare con delicatezza le acque del fiume. Borghetto fa parte dei borghi più belli d'Italia e quindi da questo momento tanti sono i turisti che raggiungono il borgo che si trova proprio sul fiume Mincio emissario del lago di Garda, che si dirige poi verso Mantova. Il Borghetto ha la peculiarità di essere un borgo medievale, infatti la sua storia risale addirittura al periodo degli Scaligeri di Verona. Gli stessi Scaligeri che costruirono il castello che si vede proprio dalla parte più alta di Borghetto. Castello costruito appunto con il classico sistema medievale, quindi con le 3 torri angolari e il mastio centrale. Il castello ha la particolarità, come tutti i castelli, di avere un fantasma. Il fantasma è Andriolo da Parma, il castellano di questo castello, che essendosi messo segretamente in accordo con la Serenissima per cedere invece il castello a Francesco da Carrara, fu ucciso pubblicamente a Verona e da allora pare che Andriolo da Parma si aggiri all'interno del castello alla ricerca della sua spada perduta.
Un'altra particolarità di Borghetto è il ponte Visconteo. Visconteo, come dice il nome, proprio perché è stato realizzato da Gian Galeazzo Visconti nel 1387. La volontà di Gian Galeazzo Visconti non era tanto quella di creare un ponte, ma piuttosto una diga. Ecco perché è così ampio e così spazioso. 650 metri di lunghezza e 25 metri di larghezza. L'obiettivo era proprio quello di togliere l'acqua ai Gonzaga, proprio perché il Mincio scorre e si dirige verso la città di Mantova. Un ponte realizzato in parte in legno e in parte in pietra per motivi di difesa della città. In caso di attacco nemico, la parte in legno era rimovibile. Accorgimenti strategici ai tempi della Serenissima, conservati fino ad oggi. Qui soggiornò una notte anche Napoleone, nel 1796 durante la campagna d'Italia. È una leggenda struggente, quella di un amore tragico tra un soldato e una ninfa del Mincio, la fonte di ispirazione del nodo d'amore, il famosissimo e gustosissimo tortellino di Valeggio. Si parte con 100 g di farina 00, la mettiamo sulla spianatoia, facciamo un bel buco e inseriamo un uovo, 100 g di farina con un uovo di media grandezza, un pizzico di sale, pizzico di olio e andiamo a lavorare l'uovo che deve assorbire poco per volta la farina. Puliamo la forchetta e adesso andiamo a lavorare con le mani in modo di rendere una certa consistenza della pasta. Questo è come mi ha insegnato la mia nonna, perché io essendo valeggiana ho imparato dalla mia nonna. A questo punto andrebbe fatta riposare, ma noi non abbiamo questo tempo e allora cominciamo subito a metterla nella nonna papera. La appiattiamo un po', partiamo dal rullo più grandi, andiamo i vari passaggi per renderla sempre più sottile. Ecco la sfoglia. A questo punto dobbiamo fare i quadratini. Abbiamo il ripieno che va nel tortellino fatto con carne di manzo, maiale, pollo, quindi fatto tipo brasato e poi assemblato con formaggio grana grattugiato, uova, in modo che si amalgami. Poi vengono fatti queste piccole palline e inserite all'interno del quadratino di pasta. Prendo il quadratino di pasta, angolo con angolo, si schiacciano i lati, si incrocia, si rovescia. Ecco il tortellino valeggiano, un nudo d'amore. I tortellini di Valeggio riproducono il nodo del fazzoletto dell'amore triste della ninfa Silvia e dell'ufficiale Malco. Malco, nella notte, vede Silvia e si innamora. Quella fanciulla incantevole lo contraccambia. Isabella però, cugina di Gian Galeazzo, segretamente innamorata di Malco, va su tutte le furie e ordina ai soldati di catturarla perché non è un essere umano. Ecco che Malco corre con Silvia, scappano insieme e decidono che l'unico modo per poter stare insieme è proprio gettarsi nel fiume Mincio. L'unica cosa che troveranno i soldati sarà solamente un fazzoletto annodato, simbolo del loro amore.